Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, Ponte di Bassano. Chiamatelo come volete, il risultato non cambia di una virgola perché il monumento nazionale è quel che è, ovvero una cartolina del Veneto nel mondo. Talmente bello e talmente unico che alla sua inaugurazione, giusto un mese fa, si è parlato apertamente di farne un patrimonio dell'umanità UNESCO. Fin qui tutto bene, tutti contenti. Peccato che ora la faccenda si complichi leggermente con la mozione che le minoranze cittadine presenteranno nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Eccola la proposta che rischia di mettere in imbarazzo la maggioranza di Elena Pavan, la quale sarebbe impegnata, in caso di approvazione del provvedimento, a far diventare Bassano il centro storico con il castello degli Ezzelini, il Brenta e lo storico Ponte Vecchio detto degli Alpini a patrimonio dell'umanità UNESCO. Insomma, la minoranza allarga lo zoom dal ponte alla cartolina bassanese che tutti amano e conoscono. Quel che era stato fatto, con le debite proporzioni, con il vincolo paesaggistico che ha di fatto affossato il progetto della centralina che un privato vorrebbe costruire sulla Brenta a 2 passi dal ponte. Che farà ora la squadra di Elena Pavan? Boccerà la mozione sancendone un implicito errore politico di fondo e mettendosi nelle condizioni di passare per chi vuol cancellare la cartolina più nota di Bassano? Oppure l'approverà mandando giù il boccone amaro pur di dare lustro alla città? Oppure ancora rimanderà al mittente la mozione presentandone fra qualche settimana una similare? Che vinca una parte o l'altra a questo punto poco importa. L'importante è che vinca Bassano con il suo ponte e la sua cartolina più bella del mondo.